Luce accese, macchina in movimento. Gran Premio Città di Cesena, memoria all'avvocato Augusto Calzolari, 1 Birbacaf Roberto Vecchione, 2 Borboletta GP Maisto, 3 Breila di Casei, Giuseppe De Filippis, 4 Bella Winner, Federico Esposito, 5 Berenice B, Mario Minopoli, 6 Babirussa Jet, Ale Gocciadoro. In seconda fila 8 Betta Zacca, Andrea Guzzinati, 9 Belen Olfas, Vincenzo Luongo, 10 Birba Piz, Maurizio Cheli, 11 Bernadette Jet, Roberto Andreghetti, 12 Bonnui B, Andrea Farolfi. Parte piano Breila di Casei, stacco della macchina, Bella Winner e Babirussa Jet in breve in linea al comando nei confronti di Borboletta Caf, partita piano Birbacaf. Babirussa Jet che ottiene il via libera da Bella Winner, ovviamente al completamento dei 200 iniziali in 14,9. Cambia la corsa sotto il profilo tattico Babirussa Jet e battistrada spesa 0 nei confronti di Bella Winner, in terza posizione a contatto Borboletta, quindi a un paio di lunghezze Berenice B precede Birbacaf per linee esterne Bernadette Jet, quindi al largo anche Belen Olfaz, il 400 metri iniziali in 30 tutto sommato tranquilli da parte di Babirussa Jet, che ha potuto impostarla nella maniera più consona in questo primo giro di corsa. Babirussa mantiene 1,5 di margine nei confronti del compagno di allenamento Bella Winner quando si va al completamento del primo giro di gara. Birbacaf che va a riprendere contatto con la testa agli 800 metri iniziali in 1 minuto e 4 decimi. In vantaggio Babirussa Jet ora sulla coppia composta da Bella Winner e Birbacaf. Quindi per linee esterne Bernadette Jet a lato di Borboletta, il parziale a piegata di sinistra in 15,3, il che porta il chilometro a quota 1,15,7. Davanti alle tribune Babirussa Jet è in vantaggio con 1,5 di margine nei confronti di Birbacaf, la quale cerca di prenderla sotto tiro a 800 metri dalla conclusione, 1,29,8 i 1.200 iniziali, 29,4 il terzo parziale, 14 davanti alle tribune. Babirussa Jet e Birbacaf che vanno a fare quel match atteso ma in posizioni completamente invertite rispetto a quelle che era lecito attendersi. 14,3 la piegata dei gonfabili, accelera in progressione Babirussa Jet, l'errore a squalifica per Belen Olfas nelle retrovie. In vantaggio Babirussa Jet che mette la Birbacaf sull'accelerazione secca che porta al miglio in 1,57,8. Bella Winner che rimane in scia alla compagna di allenamento. Borboletta Caf per le vie brevi, cerca di avvicinarsi anche Betta Zac, faticano gli altri con Berenice B di galoppo all'ingresso a detta arrivo. Babirussa Jet che accelera, prende 2 chiare lunghezze di margine a Bella Winner a 100 dalla conclusione. Babirussa Jet che si allontana di dentro Betta Zac a largo Borboletta, ma è tutto Babirussa Jet. Alessandro Gocciadoro tanto per cambiare, al secondo posto Betta Zac che completa l'unplane, al terzo Borboletta. Il successo davvero mai in discussione di Babirussa Jet. Come detto, Alessandro Gocciadoro nella doppia veste di guidatore e allenatore per la signora Monia Paola Agnello. Il numero 6 sul tabellone al primo posto, 2,27 scarso il doppio chilometro. Il successo di Babirussa Jet, al secondo Betta Zac, al terzo Borboletta, quarta Bella Winner.